Anche il Direttivo Nazionale di Mediterranean Saving Humans, organizzazione non governativa che si occupa del soccorso dei migranti, in particolare con la nave Mare Jonio nel Mediterraneo centrale, annuncia la propria adesione convinta al digiuno a staffetta per chiedere l'immediata liberazione del cooperatore italiano Alberto Trentini, originario di Venezia, ancora ingiustamente detenuto in carcere in Venezuela dal 15 novembre 2024. È una scelta che abbiamo fatto con grande convinzione perché riteniamo semplicemente pazzesco e inaccettabile che Alberto sia detenuto in Venezuela da oltre 3 mesi senza che si abbiano sue notizie, senza che ci sia lo straccio di una motivazione che giustifichi questa sua detenzione. Al digiuno staffetta hanno già dato la loro adesione, oltre a tanti amici e colleghi di Alberto, anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, la deputata Rachele Scarpa e tantissimi altri. Caccia, è chiaro. Alberto debba essere liberato al più presto, che debbano essere messi in campo tutti gli sforzi possibili da parte del nostro governo, da parte della nostra diplomazia, per far tornare Alberto Trentini a casa al più presto. Alberto è una di quelle persone che spendono la loro vita per gli altri. Poi il portavoce di Mediterranean Saving Humans, nel suo intervento, si rivolge direttamente al cooperante in carcere. Siamo con te, Alberto deve essere liberato al più presto, va fatto ogni sforzo perché torni al più presto a casa.